Ora con il Teatro Incerto e Angelo Floramo parliamo di Guarnerius, Mangià Libris e Suea Parsuz. Un racconto dal basso dove due cramarsce e un calzolaio di Gradisca di Sedegliano, assieme a un improbabile monaco benedettino, raccontano uno tra i più importanti umanisti friulani, quel Guarnerio d'Artegna che lasciò alla comunità di San Daniele del Friuli, nel morire, una tra le prime biblioteche pubbliche in Europa. Allora, vuoi raccontarci com'è nato? Sì, intanto il sottotitolo da appena a te citato è frutto della mente eccezionale, straordinaria di Angelo Floramo, del professor Angelo Floramo. È nato tutto da questa iniziativa della regione Friuli Venezia Giulia che ci invitava a pensare delle cose per la morte del patriarcato di Aquileia. Ecco, una proposta fatta ai friulani. A me sinceramente aveva fatto un po' arrabbiare questa cosa. E lo spettacolo parla della morte di Guarnerio d'Artegna e parla di tre personaggi che vengono in qualche modo assoldati da dei signorotti di San Daniele per portare questa notizia ad un amico di Guarnerio d'Artegna. Ecco, questo è indicativamente il tutto. Te l'hai già detto, coinvolto, l'abbiamo capito, Angelo, con voi dopo ci racconterete meglio com'è andata questa avventura. Sì, coinvolto, perché io devo dire che avevo pensato subito a portarlo sul palcoscenico, però da conferenziere, diciamo, tenendo conto delle sue grandi capacità di oratore e di conoscitore della materia, ma poi questa cosa ci ha preso la mano, veramente, e noi siamo quotidianamente a chiedere scusa ad Angelo perché gli abbiamo chiesto delle cose che credo insolite per lui, ecco. Ma secondo me il risultato è ottimo ed è stato un lavoro molto buono da entrambe le parti. Dopo sentiremo anche Angelo. Quindi vi è sfuggito di mano, diciamo, e adesso Sì. avete un monaco benedettino che vi accompagna. Dopo capiremo Sì. meglio come. Allora Fabiano, vuoi raccontarci un po' chi siete in questo spettacolo? Dicevamo due cramarsce e un calzolaio. Di Gradisca, di Sedegliano, ovviamente. I due Kramars sono i due venditori ambulanti che si trascinano con sé per la prima volta il calzolaio del paese in questa avventura. L'avventura consiste nel portare una notizia che i signori di San Daniele assieme al prosciutto consegnano ai tre viandanti, diciamo, la notizia della morte di Guarnerio che deve giungere al monaco interpretato da Angelo, il monaco Adelmo Selvaticus. Certo. Perché sono amici. Adelmo ha un fratello a San Daniele, un famoso dipintore di libri, amico di Guarnerio, ma il monaco Adelmo ha conosciuto Guarnerio da giovane a Roma, erano 18enni, erano partiti con delegazione nell'ufficio del Papa e là hanno concretizzato la loro amicizia in fatti, vicissitudini, amori, eccetera, eccetera. E questi tre portano la notizia, allora, dopo varie vicissitudini, perché compiono un lungo viaggio per arrivare fino a San Gallo in Svizzera, nel monastero, nell'abbazia dove è priore Adelmo, portano la notizia della morte di Guarnerio, ma loro non sanno chi è Guarnerio. Certo. E allora questa diventa la scusa per cui Adelmo racconta ai tre e quindi al pubblico la vita, la storia di Guarnerio d'Artegna, Certo, portandoli a visitare tutto il monastero, e sarà un susseguirsi di passaggi di stanza in stanza, di luogo in luogo del monastero, e in ogni luogo verrà raccontato un pezzetto della vita di Guarnerio. Senti, cosa importante, Fabiano, oltre al tema chiaramente del viaggio, quindi questo narrare attraverso l'erranza che è tipico e molto teatrale, ci sono dei temi molto attuali, giusto? Partiamo dal tema della peste. Sì. Il tema centrale di attualità è proprio quello della peste, che è un parallelo chiarissimo con il Covid, no?
addirittura Guarnerio è morto di peste, e noi portiamo la notizia in un periodo in cui in Europa c'è la peste. Ci sono parallelismi come il lasciapassare, le certificazioni dei medici, le mascherine, c'erano già allora, c'erano già a quei tempi, e quindi tutta una serie di accortezze che devono avere i tre personaggi. Le disposizioni dei governi, Poi, diciamo, per proteggersi. Sì, certamente. Poi l'altro parallelismo durante il viaggio è il fatto che perdono tutti i soldi, vengono derubati, sono costretti a passare certi confini come fossero dei clandestini, devono addirittura affidarsi a un passeur per passare il confine con la Svizzera. Quindi ci sono tutti questi parallelismi, ma il testo è intriso di attualità, perché noi l'abbiamo scritto insieme ad Angelo, ovviamente, pensando a noi, ai nostri sentimenti, alle nostre emozioni, quindi il testo è pieno di attualità. Quando parliamo di amore, di donne, addirittura c'è una tirata che fa Angelo sul clero di allora e Claudio conclude dicendo: e mi sa che queste storie andranno avanti in secula seculorum, Esatto. No? Perché in realtà le cose non è che siano molto diverse da allora. Chiaramente. Senti, adesso io do la parola ad Elvio, poi magari ritorniamo anche e chiediamo questa cosa anche a te, a Claudio. Elvio, com'è stato lavorare con Angelo? Ho poco tempo per parlare di una persona eccezionale, secondo me. Ti dico eccezionale perché abbiamo scoperto, conoscendolo di più, è una bellissima persona, perché, cosa posso dire, ci ha umiliato con la sua semplicità, e questo è dei grandi personaggi, no? Ed è stato entusiasmante, lui è un creativo, illuminante, tant'è che secondo me ci ha dettato lui a un certo punto il testo che doveva recitare, no? Perché ha talmente, e lui ha una biblioteca, ha un database con Certo. tantissimi, con un bagaglio enorme di cose, però è una cosa bellissima perché lui ci ha fatto partire, proprio ci ha raccontato tutta la storia. Ci siamo incontrati molte volte con lui, ed era come sentire delle fiabe, perché lui parte e devi fermarlo perché è pieno di storia, e ci ha dato anche questa idea di partire dalla morte per pian piano poi ridare vita a questa figura, no, di Guarnerio, parlando naturalmente della sua grande eredità, poi della biblioteca guarneriana. Ci è stato costantemente vicino, anche se durante il Covid abbiamo avuto pochissime possibilità di incontrarci, perché ci incontravamo online, no? E sai che tu lo sai benissimo, che provare online teatro è quasi impossibile. Praticamente. Però con lui è stato divertente, è stato semplice, divertente, siamo riusciti a organizzarci molto bene con lui. Lui, sebbene sia molto veramente impegnato con le sue presentazioni, ma specialmente con la scuola, ci ha dato disponibilità, ed ti dirò la verità, lui è rimasto continuamente, è un entusiasta, perché ci ha detto: sono stupito, mi piace moltissimo imparare a costruire uno spettacolo, tant'è che mi piacerebbe portare qua i miei studenti e far vedere in diretta come nascono le idee, come si mettono insieme, come si costruisce proprio uno spettacolo teatrale. Certo. Ecco, tant'è che una volta ci ha detto: voi, e questa è una cosa, non so se è vera o no, se invece di essere qui in Italia foste a New York sareste dei docenti di teatro. Non so, l'ha detto forse per darci lustro, chiaramente, però a noi sicuramente ha fatto piacere. Penso che lo creda davvero, dopo lo sentiremo anche lui. E Claudio, Okay. com'è stato lavorare con Angelo? Le cose che ha detto Elvio, che mi sono piaciute tantissimo, sono molto... Sì, c'è tutto lì, perché riesce Angelo a rapportarsi indipendentemente dai temi trattati, indipendentemente dal tipo di relazione, riesce a metterti a proprio agio, e quindi da subito è stato, vorrei dire, facile,
Guarda, l'unica cosa di cui confido è che si possa fare ancora altro con lui, perché riconoscendo io il teatro un veicolo importante, una forma importante di comunicazione, per raccontare storia, per raccontare vicende, per raccontare storie, e quindi avere la possibilità di confrontarsi con una persona come Angelo per costruire questo, per noi sarebbe la manna. Ecco, Angelo, ci sei? Quanti complimenti! Ma sono senza parole, sono profondamente commosso, infatti da questo momento abdico e lascerò parlare soltanto Adelmo Selvaticus che ha più fiato di me. Io sono grato per quello che è stato detto, anzi lo ribalto perché sono andato a scuola io, questo l'ho sempre detto, l'ho sempre sostenuto, l'ho detto a loro, lo dico a voi. Per me è stata un'esperienza entusiasmante, un mettersi in gioco e soprattutto un imparare delle cose che di solito si vedono nella loro realizzazione, nella magnificenza di uno spettacolo, ma il privilegio mio è stato proprio quello di entrare dentro meccanismi e avere 3 maestri d'eccezione. Confermo, se vivessimo in un paese diverso da questo, io sono convinto che il teatro incerto avrebbe un ruolo all'interno della scrittura creativa, della comunicazione teatrale a livello alto, a livello di insegnamento. Questo chissà, in un paese migliore un tempo non potrà accadere. Speriamo Angelo. Poi parlavamo anche del fatto di raccontare le cose tramite lo sfottò, no? Quindi con un linguaggio non convenzionale, non accademico, che però raggiunge la totalità dei cuori della popolazione. Ma sì, uno dei drammi del nostro paese è che la cultura è rimasta ingessata per troppo tempo all'interno dei veicoli delle accademie, che sono fondamentali, sono importanti, però corrono un rischio che è patologico, quello di parlarsi in un gruppo di iniziati con un codice linguistico altissimo all'interno di una stanza chiusa, per cui storie che sono bellissime, ce ne sono davvero tante, rischiano di essere poi condivise in una comunità al massimo di una trentina, una quarantina di persone in tutta Europa. Esatto, e su questo entrambi, sia tu che l'Incerto, fate un grosso lavoro. È anche significativo che Guarnerius, ricordiamolo per chi non lo conoscesse, da personaggio diventa poi un povero prete, giusto? Raccontiamo anche questa scelta di come abbracciare l'umanesimo. Io sono convinto che la cifra umana di Guarnerio d'Artegna sia proprio la profonda umanità, ripeto il concetto del suo essere. Alle volte pensiamo e insegniamo anche ai nostri studenti che l'umanesimo è stata una stagione altissima, fatta di traduzioni dal latino e dal greco, una riscoperta dei grandi autori della classicità, ma ci dimentichiamo la radice del nome, deriva da uomo, umanesimo. E Guarnerio, e nello spettacolo emerge chiaramente, è stato prima di tutto un uomo che ha vissuto le esperienze che sono paradigmatiche di chiunque di noi, l'utopia, il sogno, la caduta, l'errore, e soprattutto il credere che esista qualche cosa di molto più importante addirittura della fede e della sapienza, che è l'amore. E in base a questa chiave lui ha organizzato la raccolta dei suoi libri, lo ha fatto per amore, ha costruito i processi della sua vita che sono tutti intessuti, intrisi d'amore, e nel momento della sua morte, per un atto d'amore, lascia un patrimonio enorme non ai forzieri blindati di Santa Madre Romana Chiesa, ma alle mani, ai polpastrelli e agli occhi curiosi della comunità, perché la cultura questo deve essere, capacità di vivificare l'identità e la responsabilità degli esseri umani. E Angelo, il senso di raccontare oggi una storia del genere, in una frase? È un'urgenza potente, perché è una storia che oggi ci aiuta a ripensare quello che potrebbe essere il nostro destino. È un po' un invito a ritornare sui nostri passi e a ritrovarci semplicemente esseri umani, fratelli magari attorno ad un tavolo con un goccio di vino e un osso di prosciutto da rosicchiare, e da lì partire per cantare storie
epiche, ma non perché sono vissute dagli eroi, ma perché sono vissute da individui come noi che attraversano questo breve tempo dell'esistenza che è carico di stupore e di meraviglia. Ecco, ricordiamoci comunque che il senso profondo è questa scelta, la predilizione dell'amore rispetto a tutto il resto e della condivisione, un messaggio ad oggi molto importante. Una curiosità, il librone che ha in scena, Angelo? Quello mi è molto caro perché è un testo del 1600, è un testo che rappresenta il sapere universale, la sapienza universale, ed è entrato a casa mia regalato da un carissimo amico di mio padre quando venne a sapere della morte di mio padre, e quindi è un po' un cortocircuito, è una storia che anche sulla scena, che è assolutamente giocata con elementi minimalisti, volutamente minimalisti e per questo bellissimi, porta un testo che è prezioso, ma non perché è più importante di una sedia che diventa una crame, per esempio, o un cassetto che diventa una seggiola, ma perché il libro, come tutto il resto, è uno strumento di ciò che noi utilizziamo per vivere e fa parte di un contesto universale. Claudio, volevi ricordare la produzione? Beh sì, sarebbe opportuno perché dobbiamo solo ringraziare, quindi grazie a Artisti Associati Gorizia, CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, La Contrada, Teatro Stabile di Trieste, Teatro Miela Bonaventura Trieste, con il sostegno di Banca Ter. Approfitto per citare anche Luigina Tusini che ci ha aiutato molto negli oggetti di scena. Mandi a tutti e volevi invitaus con gran piacere a vedere il nuovo spettacolo dal Teatro Incerto, Guarnerius, la storia del grande umanista Guarnerio d'Artegna contate a teatro. In scena, oltre ai tre dall'Incerto, il professor Angelo Floramo. E allora il 5 e il 6 di giugno si a Orsarie, il 8 e il 9 a San Daniele, il 12 e il 13 a Trieste, l'hai dita in italiano perché in questo caso il spettacolo lo facciamo appunto in lingue italiane. Il 22 di giugno si a Sedean, il 26 e il 27 a Ciopule. Il 1 di lui sarà a Chiamin al Tiliment, il 5 e il 6 di lui a Cormons, il 9 di lui a Coloré di Montalban, il 16 e il 17 alle Stisse e il 29 di lui a Lignan. E dopo continueranno altri dati che nos partaranno fin alla fin dell'anno. Intanto us ringraziamo e us petin a Viodi Guarnerius.